Guarda, faccio anche vedere. Leggo. Presidente, Zaia Luca, codice fiscale. Leggi la cifra, non l'indirizzo. 5749,53, netto a pagare. È Luca Zaia il primo a presentare ai giornalisti il suo statino nella giornata più lunga per Palazzo Balbi e Palazzo Ferrofini. La bufera delle paghe in regione è appena iniziata e nel mirino sono finiti i compensi dei consiglieri, del presidente e della giunta. Ai soldi della busta paga di Luca Zaia vanno infatti aggiunti 2.100 euro di rimborso spese, soldi intascati dai politici veneti senza esibire nessun giustificativo. Questo tutti i consiglieri, però ve l'ho già detto nella cifra. Qui dentro? Sì, 7.749. Sì. Statino di agosto, questo mese, sempre più o meno attorno a quei valori. E a quei soldi vanno aggiunti altri 1.750 euro che il presidente devolve al partito, totale 9.500 euro mensili. Per qualche consigliere invece la cifra potrebbe essere superiore, perché Luca Zaia non percepisce rimborsi chilometrici e per l'autostrada, che a fine mese potrebbero arrivare a 2 o 3.000 euro. E poi c'è il tesoretto, ovvero i 4,7 milioni annui da spartirsi tra i vari gruppi, una media di 80.000 euro per consigliere, soldi destinati a segretari, convegni e altre attività svolte sul territorio. È un fatto che compete al Consiglio, e questo lo devo dire per correttezza. È un fatto che si trascina dall'84, da quel che ho capito, mi lascia anche qualche imprecisione. Io non ci vedo nessun problema a rendere tutto più unico, più trasparente, ed è anche più corretto nella lettura poi dei dati.